Stiamo per arrivare a Davis Tower National Park. Buongiorno. Buongiorno, siamo in macchina e abbiamo lasciato Gillette, questo paese, questa cittadina che ci è servita solamente come tappa di avvicinamento, e stiamo andando a Bighorn Canyon. Adesso siamo nella foresta di Bighorn. Bighorn National Forest. Ma noi dobbiamo arrivare al canyon di Bighorn. Eccoci arrivati a Bighorn Canyon. A 3 ore e 50 da Gillette, dove eravamo stamattina. Siamo praticamente in un canyon e attraversato da un fiume che si è creato artificialmente da una diga.
c'è un vento fortissimo. Ecco perché facciamo questo video in auto, perché sarebbe impossibile parlare. Più che parlare, ascoltarci, e quindi abbiamo deciso di farlo dalla macchina, una location tra l'altro nuova. Tra l'altro forse si sente pure il vento. Si sente anche la macchina muoversi. E E nulla. Ora comunque quello che abbiamo intravisto è un qualcosa di incredibile, quindi mo come scendi- sempre. Ora scendiamo, E ci vedrete. facciamo e vediamo un po' cosa ci aspetta questo canyon. Let's go! Appena arrivati a Cody. Ecco la nostra macchina e la nostra stanza in questa bellissima cabina isolata. Uno spasso, uno spasso. Adesso facciamo vedere pure meglio. E arrivati a Cody non vediamo l'ora di andare al centro per vedere i vari preparativi per la festa del 4 luglio. Ramona è entrata in camera. Adesso vi facciamo vedere un po' com'è la situazione qua. Ah, qui c'è un amico. Pensavo che me lo regalassero, invece è solo per scenografia. Questi sono i nostri vicini, ognuno con la loro cabina e ognuno con il loro posto auto. E niente, ci dobbiamo andare a cambiare perché siamo vestiti troppo leggeri.
kind you like to get on. It's a nice little horse. Ramona con il suo caffè americano. Ma non è mio, è di Andrea. È mio ovviamente. Qua ci sono 9 gradi, fa freddo, infatti siamo vestiti secondo, pur avendo tutta questa roba sentiamo freddo, quindi probabilmente dopo la parata torneremo in camera e ci metteremo qualcosa di più pesante. Confermo il freddo, ma confermo anche la grande attesa. Dopo la parata Del 4 luglio, direzione Yellowstone! È la prima delle 4 giornate, non di Napoli, di Yellowstone, che praticamente dedicheremo al parco. È la prima volta che dedichiamo tutto questo tempo a un parco. ma perché Yellowstone, tra l'altro il primo parco nazionale americano. E intanto questa è la strada che ci porta all'ingresso est. Da notare, in onore del 4 luglio, cosa abbiamo messo sul cruscotto.
pronti per la cena del 4 luglio e non potevamo scegliere un posto migliore. Siamo nell'hotel originale di Buffalo Bill, chiamato Irma, che Irma era la figlia di Buffalo Bill.